alla cultura, al turismo e alle relazioni con l'UNESCO del Comune di Verona. Vi porto i saluti della città di Verona, del sindaco Damiano Tommasi, che si scusa ma non può essere con noi, e di tutta la città e tutta l'amministrazione. Io sono assolutamente interessata ai contenuti di tutto questo evento e di questo momento. Insegno marketing del turismo all'Università di Verona, quindi ho attraversato il fiume e sono venuta qui in questa avventura come amministratore. Solo una riflessione. In passato, quando si studiava il marketing turistico, si studiava solo il marketing, diciamo così, la gestione dell'albergo, cioè l'impresa turistica tipica è l'albergo e si fermava lì. In realtà c'è bisogno di una visione d'insieme e di quelle che sono le connessioni di questo punto, che è sicuramente focale, determinante per l'esperienza e la qualità del servizio, ma di vederlo nelle sue connessioni con il territorio, con la località, con quello che sta fuori delle porte degli alberghi girevoli e che è il motivo per cui i visitatori arrivano in una destinazione. Quindi il mio augurio è quello di trovare delle chiavi di legami, di connessioni tra l'impresa e l'ambiente in cui si trova immersa, da cui deriva competitività e qualità. Buon lavoro a tutti e grazie. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Alza un po' il microfono, assessore. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Oltre che portare i saluti miei personali, desidero portare anche i saluti del Presidente Zaia, che ovviamente oggi è stato qui con noi all'inaugurazione di questo grande evento legato ai siti UNESCO. Sapete che in Veneto sono ben 9, oggi siamo a Verona, città splendida, non solo Verona ma anche l'Interland, la provincia, tutto ciò che può dare, e penso che in qualità anche di assessore al turismo ma anche all'agricoltura, penso che Verona e il suo territorio sia un fiore all'occhiello del Veneto, e anche oggi lo ha dimostrato. Ringrazio innanzitutto Federalberghi e Banca d'Italia per l'organizzazione di questo evento, un evento importante che ci dà la possibilità anche di ragionare su dati, perché abbiamo bisogno di ragionare sui dati per poter capire com'è il turismo oggi, ma soprattutto quale sarà il turismo di domani. Sapendo benissimo che i 2 anni di pandemia hanno cambiato molto il paradigma sociale, economico e anche i flussi turistici o le richieste anche dei turisti, e su questo credo sia intelligente e maturo non mettersi le mani davanti agli occhi o fare come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia, ma discutere, affrontare, capire, e mi pare che sia esattamente quello che Federalberghi oggi ha voluto fare con questo evento, perché dobbiamo capire perché oggi il turista si approccia anche a altre situazioni. Penso al tema appunto dell'extra alberghiero. Veniamo proprio da giorni, ne abbiamo discusso a tavola prima con gli amici di Federalberghi e anche della FIPE, del mondo del commercio, legato alla nuova legge che abbiamo fatto sull'agriturismo, no? Che ha creato un po' di discussioni, ma come gli agriturismi creano concorrenza, quale concorrenza, una concorrenza sleale, stesse regole nel stesso mercato, tutto vero, però io a volte faccio un ragionamento e dico, bene, cosa rappresentano gli agriturismi in Veneto, quale percentuale e quale prodotto, e cosa rappresentano le locazioni turistiche in Veneto. Su questo penso che più di qualcuno dovrebbe dire qualcosa anche a livello governativo. Molti governi si sono succeduti, molti ministri si sono succeduti, e su questo bisognerebbe fare un ragionamento ampio, come è stato fatto anche in altri stati, affrontando altre tematiche che sono avvenute in altre grandi località, anche città importanti. Penso a Barcellona, per esempio, che ha discusso molto di questo tema. Allora, come vedete, dobbiamo confrontarci su questi temi e capire il perché. Perché oggi un turista decide magari di andare nella locazione turistica o nel bed and breakfast. Ne discutevamo prima con Schiavone a tavola, no? Penso di poter parlare apertamente, di dire cosa, non voglio dire misteri, e dicevamo prima, forse il dare anche tanti servizi, no? Crea tante aspettative, e poi mi diceva giustamente Massimiliano prima, il cliente poi
è normale che vada subito a mettere l'accento sulla cosa che non funziona, mentre magari dare pochi servizi ma darli bene, coccolare il cliente, ecco che subito porta a un qualcosa di diverso, no? E quindi e giustamente dicevamo, non stiamo parlando di prezzo, perché vediamo che a volte il prezzo è elevato anche all'interno di un bed and breakfast o all'interno di una locazione turistica, però magari l'immagine che se ne dà è differente. Allora su queste tematiche dobbiamo discutere, è fondamentale, anche per capire quale sarà l'evoluzione. Io penso che nel mercato nostro odierno lo spazio ci sia per tutti, però giustamente dobbiamo capire ognuno dove dobbiamo orientarci in sostanza e dove e come dobbiamo investire. Chiudo dicendo cerchiamo di usare gli strumenti che anche la Regione Veneto mette a disposizione e anche Federalberghi mette a disposizione. Penso all'Ench Benchmark, a tutto il lavoro che abbiamo fatto con l'Osservatorio Turistico Regionale Federato, che mette insieme tanti strumenti, tante possibilità, però dobbiamo utilizzarle insieme e capire. L'albergatore stesso deve capire, no? Dove si va, quali sono le richieste, capire anche, confrontare i prezzi delle camere, confrontare il servizio, confrontare tante cose. Oggi gli strumenti a disposizione li abbiamo. Forse dobbiamo fare un saltino in avanti un po' tutti, sia il pubblico, quindi chi rappresenta le istituzioni, le regioni, i comuni, ma anche il mondo del privato. Ci sono albergatori lungimiranti che l'hanno capito, qualcuno che magari va stimolato, e so che la stessa categoria da questo punto di vista sta facendo un lavoro molto nobile e importante. Quindi ringrazio anche Banca d'Italia perché oggi ci mette a disposizione dei dati, l'università, insomma tutti i relatori che abbiamo qui presenti oggi, non vado a citarli uno per uno che poi mi dimenticherei qualcuno, ma insomma tutti i relatori oggi ci danno degli stimoli sui quali ragionare, dicendo cosa che noi siamo come regione assolutamente a disposizione per capire anche quali strumenti possiamo mettere a disposizione di tutti, compresi, lo dicevamo anche prima a tavola, i fondi europei. Abbiamo la possibilità con la programmazione 21-27 di avere ben 90 milioni di euro a disposizione rispetto ai 40 precedenti. Ecco, cerchiamo assieme alle associazioni di categoria capire dove finalizzare questi fondi per cercare di fare questo saltino in più che ci manca. Grazie e buon lavoro a tutti. Bene, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io sono Alessandro Minello, ho il piacere di moderare questo dibattito con esperti importanti, conoscitori del tema turistico. Passerei subito la parola a Oscar Zago per un saluto e un'introduzione. Oscar Zago è presidente Città d'Arte di Federalberghi. Buon pomeriggio a tutti, grazie per darmi questa opportunità di aprire questo momento che non vuole essere assolutamente un convegno, ma vuole essere un momento in cui trarre spunti, anche provocazioni su cui poter ragionare. Ringrazio tutte le autorità che sono intervenute, che sono presenti, i relatori che sicuramente ci daranno dei grandissimi spunti. Il tema della sostenibilità turistica e sociale delle città d'arte tra presente e futuro credo sia un tema estremamente importante. Proprio a tavola prima, ascoltando quello che poco fa diceva l'assessore, è vero, non vuole essere un momento per metterci in contraddizione tra il sistema alberghiero e l'extra alberghiero, tra l'alberghiero e l'affitto turistico. No, non è questo il tema che oggi vorremmo sviluppare o che vorremmo provare a capire tutti insieme, ma è bensì la sostenibilità delle nostre città. Non è tanto perché a volte si scelgano l'affitto turistico o la locazione turistica rispetto all'albergo, ma bensì qual è il limite forse che nelle nostre città tutto diventa sostenibile. Ci deve essere probabilmente, come nel caso di Barcellona, ma di Berlino, di Amsterdam e così di tantissime, Venezia forse che ce l'abbiamo in casa, l'ha vissuto prima di noi, un fenomeno che si desertificano i centri storici. C'è un problema di disnellizzazione delle nostre città, tutto diventa uguale. Ecco, credo che questo sia, secondo me, quello che mi auguro che oggi riusciremo ad iniziare a capire, a ragionare, proprio quello che la città deve essere sostenibile, deve essere a misura del cittadino. Ma perché? Perché è quello che il turista ci chiede, vuole vivere un'esperienza, vuole calarsi nella realtà culturale delle nostre città. Se tutto invece diventa Disneyland, Gardaland, probabilmente non vanno bene né per gli alberghi,
né per le allocazioni turistiche né per i bed and breakfast. Quindi questo è l'auspicio, secondo me, che oggi deve essere il ragionamento da cui si parte per poi magari riuscire a trovarne degli spunti utili per tutti. Grazie. Grazie Oscar. Allora, subito un'introduzione sul tema. La sostenibilità è il tema chiave per le nostre città. Oggi è ancora più difficile parlare di sostenibilità perché viviamo nell'era della complessità, dove tutto avviene in modo velocissimo, dove c'è più incertezza, dove c'è più discontinuità, multidimensionalità, varietà, cioè l'ambiente sociale e economico è diventato sempre più complicato e c'è più contaminazione. E nelle città questa complessità aumenta a livelli estremi. Quindi noi oggi ci troviamo a ragionare di sostenibilità affrontando in questo caso il tema della domanda e dell'offerta turistica sotto differenti aspetti. E quindi iniziamo con la parte più statistica, possiamo dire, lascio la parola a Emanuele Breda della Banca d'Italia, che ci parlerà in particolare di quello che è l'impatto e comunque l'evoluzione del turismo internazionale nella nostra regione. Grazie tanto per aver organizzato e avermi invitato. Io sono Emanuele Breda e lavoro alla Banca d'Italia di Venezia e nella divisione di ricerca economica territoriale che segue anche l'economia del turismo del Veneto e analizza le statistiche del turismo. Lo scopo appunto del mio intervento è quello di, almeno mi auguro, insomma, di riuscirci, di dare un quadro macroeconomico dei flussi turistici e soprattutto della spesa degli stranieri per motivi di viaggi culturali in Italia e in Veneto, in modo da fornire, diciamo, un punto di partenza poi per gli approfondimenti successivi. Allora, innanzitutto, perché sono qui, insomma, perché una banca centrale si occupa di turismo, magari ai non addetti ai lavori può sembrare, insomma, una cosa, insomma, peculiare. In realtà, innanzitutto, va detto appunto che il turismo per l'economia italiana è molto rilevante. L'Italia detiene il maggior numero di siti UNESCO nel mondo, 58 su oltre 1100, ed è storicamente una destinazione di turismo, insomma, da decenni se non secoli. E il turismo prima della pandemia generava poco oltre il 6% del valore aggiunto, considerando solo gli effetti diretti, quindi non tutti gli effetti di filiera sugli altri settori, solamente come effetti diretti delle attività turistiche. Quindi questo ovviamente, visto che la Banca d'Italia si occupa di analisi economica, rende interessante il turismo per analizzare l'andamento dell'economia italiana. Inoltre la Banca d'Italia pubblica una statistica ufficiale che è la bilancia dei pagamenti, cioè tutte le transazioni con l'estero dell'Italia, e le esportazioni e le importazioni di servizi, che altro non sono che la spesa degli stranieri in Italia e dei viaggiatori italiani all'estero, fanno parte integrante, sono due voci molto rilevanti dell'interscambio di servizi e quindi del conto corrente della bilancia di pagamenti. Quindi per costruire questa statistica ufficiale, la Banca d'Italia fa ricorso a un'indagine internazionale sul turismo che raccoglie appunto dati dai viaggiatori internazionali sulla spesa per beni e servizi acquistati, diciamo, in Italia dagli stranieri e all'estero dai viaggiatori italiani. Questa è la parte, diciamo, obbligatoria, quella che ci permette di costruire le statistiche ufficiali di bilancia dei pagamenti, ma raccogliamo anche una grande messe di informazioni sui pernottamenti, il tipo di alloggio, il motivo del viaggio, anche la soddisfazione dell'esperienza, insomma, del viaggiatore, e mettiamo anche a disposizione questi dati, tra l'altro, sul nostro sito, sia in microdati che in forma un po' più aggregata. Ogni anno vengono effettuati dai rilevatori circa 1,2 milioni di conteggi
e 120.000 interviste ai viaggiatori internazionali alla fine del viaggio presso i punti di frontiera, quindi vengono intervistati gli stranieri che stanno tornando a casa o stanno andando in un altro paese e gli italiani che di rientro da un viaggio internazionale. Questa è una nota, diciamo, informativa. Ovviamente questa indagine face to face alle punti di frontiera ha subito anch'essa le restrizioni legate alla pandemia, in particolare durante il primo lockdown, quello più intenso. Nei mesi di marzo e giugno a parte il fatto che insomma, i flussi internazionali erano veramente limitati, però era impossibile per i nostri rilevatori effettuare le interviste, quindi in via emergenziale, però facendo leva già su un lavoro di sperimentazione che era in corso da alcuni anni, si sono raccolti i dati di telefonia mobile, quindi in base alle schede telefoniche, alla nazionalità della scheda telefonica, si è stimato il numero e le località visitate da parte degli stranieri e poi si sono utilizzati i dati delle carte di credito, delle carte di pagamento per stimare invece la spesa. Quindi in questo modo, ovviamente perdendo molte informazioni di dettaglio, siamo riusciti a garantire anche la produzione statistica sia della bilancia dei pagamenti che dei principali aggregati delle statistiche turistiche. Adesso veniamo più alla parte più, diciamo, core, più economica della presentazione. Come dicevo, l'Italia è storicamente un paese di destinazione del turismo, grazie anche ai suoi siti UNESCO, al suo patrimonio storico naturalistico, e quindi è appunto tra i paesi europei, tra i paesi mondiali, è sempre stata una delle prime destinazioni. Nel corso degli anni, soprattutto 70, 80, 90, ovviamente hanno cominciato a emergere altre destinazioni, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, magari più legate al turismo balneare, ma non solo, e quindi diciamo meccanicamente, inevitabilmente, la quota di mercato, cioè la quota degli introiti dell'Italia sul totale della spesa turistica mondiale è diminuita. Questo è successo in modo più o meno intenso un po' per tutti i paesi di lunga tradizione turistica, come possono essere anche la Francia e la Spagna, i nostri insomma, paesi più simili e più i concorrenti diretti. Questo fenomeno, questa tendenza era andata avanti fino alla metà del decennio scorso. Poi avevamo notato l'arresto, se non una leggera inversione di tendenza, grazie proprio a una forte crescita del turismo culturale in Italia, che aveva cominciato a sostenere la quota di mercato che aveva smesso di diminuire ed era lievemente aumentata. Negli ultimi anni, ovviamente, a fronte di un crollo del turismo mondiale, il fatto che in Italia, ancora di più in Francia e in Spagna, i flussi turistici siano calati meno che nel complesso del mondo, vediamo che fa salire l'Italia alla curva rossa, ha fatto riprendere le quote di mercato, e come diciamo, curiosità ho inserito quasi solo paesi europei, ho inserito la Thailandia, che era uno dei nuovi player insomma, internazionali, aveva anche superato il livello dell'Italia circa alla metà dello scorso decennio, e vediamo proprio che ha subito un crollo molto forte della quota, dovuto al fatto che innanzitutto i viaggi a lungo raggio sono calati molto di più di quelli a breve raggio, quindi anche i turisti europei e statunitensi, nordamericani sono andati molto meno, ma anche risentito in particolare della praticamente sparizione dei turisti cinesi, che nel caso della Thailandia costituivano di gran lunga la prima nazionalità di provenienza anche per spesa. Quindi appunto vediamo che in questa fase di subbuglio insomma, le destinazioni europee tutto sommato hanno tenuto, perché sono calate molto meno della media mondiale. Adesso andiamo a vedere più in particolare cosa è successo in Veneto, nel nord-est in Italia. Queste sono le entrate turistiche dell'Italia, del nord-est del Veneto, fatte 100 a prezzi correnti, fatto 100 il 2019, insomma l'ultimo anno pre-pandemia. Vediamo una caduta, quasi praticamente un dimezzamento sia per il Veneto che per l'Italia. Il complesso del nord-est va un po' meglio, probabilmente la specializzazione balneare, forte specializzazione balneare dell'Emilia Romagna fa sì che
la media del nord-est vada un po' meglio, sia andata meno peggio, insomma, del Veneto. E poi c'è stata una ripresa già nel parziale, ma insomma nel 2021, e le ultime 3 barre sono i dati relativi ai primi 6 mesi del 2022, confrontati in questo caso non con l'intero 2019 ma con il periodo corrispondente, e vediamo che sia per l'Italia che per il nord-est siamo circa un 15% sotto ai livelli del 2019, quindi manca ancora un 15% per tornare alla spesa nominale. Va osservato che appunto soprattutto quest'anno c'è un contributo anche dell'inflazione, e quindi i prezzi tra i primi 6 mesi di quest'anno e i primi 6 mesi del 2019 sono cresciuti circa del 7%, i prezzi al consumo, quindi diciamo in termini reali manca ancora un quinto, un poco più di un quinto delle entrate per recuperare pienamente. Vediamo invece la specializzazione, cioè la provenienza geografica delle spese per turismo culturale in Veneto negli ultimi 3 anni prima della pandemia e durante la pandemia. Questo si vede anche per le spese in generale, per le entrate insomma generali turistiche. Ovviamente questo in parte probabilmente sarà un fenomeno destinato a rientrare si spera insomma col venir meno dell'emergenza sanitaria. C'è stata un'ulteriore crescita dell'importanza dei paesi vicini. Il Veneto, diciamo, da un lato è stato svantaggiato dalla specializzazione proprio nel turismo culturale, in quello termale, che sono stati tra le 2 tipologie assieme al turismo business più colpite dalla pandemia, però ha avuto, diciamo, questo svantaggio è stato controbilanciato dalla vicinanza geografica con i principali mercati di provenienza, quindi i paesi di lingua tedesca, la Francia, che permette anche una vicinanza, che permette anche di viaggiare in auto, insomma, quindi anche per chi non voleva arrischiare viaggi insomma collettivi, il Veneto rimane una destinazione raggiungibile. Quindi vediamo appunto che è cresciuta molto, soprattutto la quota dell'Austria, della Francia, anche della Germania, che era già il primo paese per provenienza della spesa turistica, e anche dei paesi europei, invece una caduta dei paesi extraeuropei, soprattutto quelli più lontani. Infine, per chiudere, qui andiamo a vedere invece la distribuzione territoriale nel Veneto, sempre delle entrate turistiche per viaggi con motivazione di turismo culturale. Il turismo culturale è ovviamente per sua natura concentrato proprio dove ci sono le maggiori attrazioni, quindi generalmente nelle città d'arte, che possono anche essere piccole, ma insomma normalmente corrispondono anche con i capoluoghi. In Veneto, per la presenza di Venezia, questo fenomeno è estremamente evidente, e quindi prima della pandemia c'era l'85% delle entrate per turismo culturale che facevano capo a pernottamenti a Venezia. Poi c'era Verona con un 7% e gli altri comuni avevano, diciamo, le briciole, insomma, il poco che rimaneva. Vediamo che anche qui probabilmente con una preferenza forse anche per il turismo all'aria aperta, quindi anche insomma una commistione tra turismo culturale ed enogastronomico naturalistico, si vede una leggera redistribuzione, quindi cala la quota di Venezia, che rimane comunque molto elevata, a favore delle quote di spesa ricevute da Verona e da tutti gli altri comuni veneti. Con questo io spero di non aver abusato del tempo, vi ringrazio. Bene, adesso abbiamo l'intervento del professor Van der Zee. Hi Egbert, the floor is for you. You have 10 minutes, 10 to 15 minutes. Very good. Can E you ci hear me? parlerà del caso di Airbnb, in particolare lo sviluppo della piattaforma e dell'offerta turistica di Airbnb in Olanda. Quindi chi sono gli utenti e il perché si è sviluppato in così